Siamo in compagnia di Andrea Del Pinne, presidente del comitato regionale della FIGC. Allora, è iniziato il 2010, facciamo un primo bilancio di questi primi mesi del mandato. Innanzitutto è soddisfatto di quello che avete fatto? Sì, sono passati appena 11 mesi, neanche un anno. È difficile anche fare un bilancio perché siamo talmente presi dal quotidiano, insomma, dagli impegni quotidiani, che bisogna fermarsi un attimo, riflettere e capire bene come sono andate le cose. Però lo stiamo facendo e devo dire che, partendo da quello che era il programma elettorale per le elezioni del comitato regionale, perché quello è quello che fa testo, quelli sono gli impegni presi con i dirigenti delle società, devo dire che siamo a buon punto, insomma molti dei punti che avevamo ipotizzato come importanti da perseguire li abbiamo già raggiunti, molti altri li stiamo in questo momento sviscerando, analizzando, qualcuno portando avanti in maniera più concreta, altri onestamente sono ancora completamente da perseguire. Certo. Faccio ad esempio un riferimento alla comunicazione, che era uno dei miei pallini. Non abbiamo avuto ancora proprio il tempo di concentrarci in una struttura efficiente per la comunicazione, sia per ciò che riguarda internet, sia per ciò che riguarda l'ufficio stampa. Ecco, tra i problemi diciamo, attualissimi del calcio sodo c'è questo problema per esempio nel campionato di eccellenza è scoppiata la grana che diverse società abbiano problemi di liquidità per pagare quelli che si chiamano rimborsi spese, ma alla fine sono veri e propri stipendi. Lei è d'accordo con questa politica che vuole insomma, a tutti i costi il risultato anche in un campionato di eccellenza dove si cerca sempre il salto di categoria, magari senza avere poi le risorse per sostenere un campionato a certi livelli? Beh, certamente no, non posso essere d'accordo e non posso neanche concordare con chi dice che non c'è nulla a fare, che se non si fa così non si vincono i campionati. Non è vero, perché c'è chi è stato, anche l'anno scorso, il Selargius ha vinto i playoff del salito di categoria proprio nell'anno in cui ha investito di meno. Ci sono squadre nell'anno in cui, scusi se le interrompo, ha vinto il campionato regionale juniores, esatto, non a caso. No, ha vinto gli allievi addirittura, quindi scusi, allievi, non juniores. Quindi cosa voglio dire? Certo, un po' di investimenti vanno fatti con accuratezza, con attenzione, ma mai più di quanto si possa fare. Non è pensabile che una squadra che viene neopromossa possa già investire talmente tanti soldi per vincere il campionato e poi trovarsi magari in condizioni di rilasciare articoli sulla stampa che non ha abbastanza supporto nel comune dove svolge l'attività e che quindi intende lasciare. La mia considerazione è molto drastica. Abbiamo 18 squadre in eccellenza, c'è un progetto per riportarle a 16. Se qualcuno sbaglia e fa investimenti che non si poteva permettere di fare e lascia il campo, ci aiuta a ritornare a 16 senza dover fare trucce troppe scuole. Certo. Come risponde a chi rispetto a questa tesi sostiene che il problema è sorto quando sono arrivati gli obblighi di schierare fuori quota nei campionati superiori, quindi molti calciatori professionisti hanno dovuto chiedere ospitalità nel campionato di eccellenza e quindi automaticamente sono saliti i costi? No. Se ti riferisci al fatto che in interregionale ci devono essere molti giovani in campo, esatto. E quindi guarda, i giocatori bravi, sia che siano giovani che siano adulti, mettiamola così, trovano squadra sempre, senza bisogno di inflazione del mercato in categorie inferiori. No, il problema è che davvero qui si vedono dirigenze, ma poche, non sono molte le situazioni in cui si acquistano giocatori purché siano, senza averne una prova certa che siano bravi giocatori o che siano integri, insomma, giocatori. Si prendono troppi giocatori stranieri in campionati nostri naturalizzati, non va bene anche quello. Abbiamo la moda degli argentini ultimamente. Sì, ma ripeto, non sono molti casi, sono pochi casi, però sono sintomatici. Io non posso condividere questa scelta. Poi ognuno fa quello che vuole con i propri denari, intendiamoci, salvo che poi piangere in televisione dicendo che non c'hanno abbastanza denari per finire il campionato. Ecco, questo non è coerente. Soprattutto in tempi di crisi. Non è coerente. Ecco, parliamo invece del calcio giovanile, che sicuramente ci sta molto a cuore. Campionati regionali, voi avete introdotto, direi giustamente, la regola di play-off e play-out anche per animare le partite fino alla fine. Ecco, in cosa devono migliorare i giovani sardi, secondo lei, nel comportamento in campo? Ma io trovo che i risultati parlano abbastanza chiaro e non è merito della federazione, è merito delle società. Se i giovanissimi l'anno scorso hanno vinto il titolo italiano nel palo dell'Olbia, se la rappresentativa allievi ha vinto la Coppa Primavera a livello nazionale, se i giovanissimi per un soffio non sono finiti in nazionale, se un po' tutte le squadre sarde poi quando si confrontano a livello giovanile alla fine sono competitive, vuol dire che così male non siamo. Certo. Qui bisogna anche smettere
di fare le vittime e di pensare che gli altri sono sempre più belli di noi. Però certamente io sono più preoccupato degli atteggiamenti che vedo certe volte dei ragazzi. Che ne so, vedo nelle finali fatte l'anno scorso degli allievi e dei giovanissimi, la squadra che segna il gol, poi tutti i giocatori impazziscono, si arrampicano sulla rete per esultare di fronte ai propri beniamini. Quello è un comportamento... Scimmiottando forse Sì, ma è un la Serie A. comportamento da animale, perché non è una persona normale, non si arrampica su una rete per risultare, una persona normale gioisce, ma non c'è bisogno di arrampicarsi su una rete. E quelli sono, ecco, quello che mi piaceva è che i nostri giovani, i nostri figli sono poi diventassero un po' più autonomi, non c'è bisogno di copiare altri nei comportamenti, né in quelli buoni né in quelli meno buoni, che siano loro stessi e che trovino modi intelligenti di divertirsi, di giocare. Certo. Quindi forse servirebbe anche una maggiore fiducia da parte delle dirigenze sui ragazzi che escono fuori dai settori giovanili, cioè puntare più sui ragazzi del posto per avere poi la continuità, perché se vincono i campionati nazionali vuol dire che valgono, no? Assolutamente. Troppe società fanno un ragionamento, meglio spendere pochi soldi per un giocatore buono giovane che mi serve per come fuori quota piuttosto che spendere per tutto il settore giovanile. È un errore, perché uno investendo bene nel settore giovanile può anche non avere quel giocatore, però ne ha sicuramente tanti altri che possono essere utilizzati in altre squadre, in campionati meno importanti, tali da poter comunque riuscire ad avere poi un giocatore forte da altre squadre. Ciò che voglio dire, anche prendere un giocatore giovane da un'altra squadra è corretto, è normale, purché tu comunque abbia i tuoi, perché sennò se nessuno li produce dove si vanno a prendere dopo? Ecco, per chiudere le chiedo, un giorno potremmo chissà avere un Cagliari fatto solo da giocatori sardi? È un sogno o potrebbe essere una realtà alla luce di questi risultati? Ma guarda, di sicuro oggi abbiamo l'Inter che non ha un giocatore italiano, noi almeno accontentiamoci del fatto che ce ne sono diversi italiani e c'è anche qualche sardo nella rosa, perché no? Certo. Noi ringraziamo il Presidente Andrea Del Pini, facciamo naturalmente un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua attività come massimo responsabile del Comitato regionale. Speriamo veramente che i giovani sardi continuino a darci tante emozioni, che magari tutto il movimento calcistico isolano possa crescere, anche maturare anche nel comportamento in campo. Purtroppo ogni settimana vediamo che continuano ad esserci squalifiche di dirigenti e giocatori, poco rispetto al lavoro anche degli arbitri, forse con un po' più di attenzione, perché anche gli arbitri sbagliano fino a prova contraria, no? Ma io sono più fiducioso, nel senso che abbiamo 600 e passa società in Sardegna, 1400 squadre. Certo, noi siamo abituati a mettere in evidenza le cose che non vanno bene, è giusto fare così, è giusto mettere in evidenza le criticità. Però partiamo dal presupposto di tutto ciò che non si dice, tutto ciò che non si vede. Guardate, io credo che le città della Sardegna e i loro dirigenti e i loro operatori, e quindi anche i ragazzi, non sono peggio di quelli delle altre regioni. Certo, questo non ci deve, ci deve incoraggiare ad andare avanti e a reprimere e a prevenire i comportamenti che non sono corretti. Assolutamente. Grazie Presidente e ancora un grande in bocca al lupo.